Uccido, l'SMS con la minaccia di morte ai genitori della ex e la foto con la pistola sul suo profilo social, 36enne fermato dai carabinieri. Inchiesta Palude, spunta una lettera anonima, avrebbe rivelato lo scambio tra l'area del Pili e Palazzo Papadopoli, depositate questa mattina dalla Procura le dichiarazioni del consigliere Gasparinetti. Il Ministero ha firmato il decreto, l'autorità per la laguna di Venezia, operativa l'annuncio di Matteo Salvini, tra le principali funzioni dell'ente anche la gestione e manutenzione del Mose. Strage del bus di Mestre, risarcimento da 7 milioni per una parte dei familiari delle vittime, la mamma di una bimba morta nella tragedia, la nostra vita si è fermata quel giorno. Crescono nel veneziano le segnalazioni di cittadini raggirati dal messaggio su WhatsApp per votare una presunta ballerina, l'allarme Adiconsum è una truffa per rubarvi profili e dati personali. Bufera Chioggia per la canzone neofascista fatta cantare ai ragazzini delle medie nel giorno del ricordo, difende la scelta il sindaco Armelao, il PD presenta un'interrogazione in regione. San Valentino di Carnevale a Venezia, tra sogno e rito, domani alla Scuola Grande della Misericordia la 33esima edizione dell'esclusivo Ballo del Doge. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Dunque un grave caso di violenza di genere in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. La Uccido, questo l'SMS con la minaccia di morte recapitato ai genitori dell'ex fidanzata con tanto di foto che ritraeva una pistola sul suo profilo social, uno spaccato davvero inquietante. Per questo un 36enne è stato fermato dai carabinieri e per lui è scattato un divieto di avvicinamento. La uccido. È il messaggio inviato dal 36enne di Eracleo di origine romena ai genitori della ex utilizzando il cellulare della donna, sua coetanea connazionale residente a Mosile di Piave, costretta a consegnarglielo sotto minaccia di morte mentre si trovava al lavoro. Evidentemente è una persona con problemi, una persona che per fortuna ha mandato questo SMS e i genitori hanno saputo prendere i provvedimenti. Subito dopo sui social il 36enne ha pure pubblicato una foto della donna accostata a una pistola accompagnata da una canzone con il ritornello dal testo eloquente: non mi spaventa niente. Tra l'altro a ridosso del nostro patrono San Valentino, quindi la festa degli innamorati, è anche una cosa che colpisce maggiormente rispetto a quello che può accadere negli altri giorni. Sicuramente è una notizia inquietante più che altro per la violenza con cui quest'uomo si è posto nei confronti della fidanzata. Un'escalation di minacce e persecuzioni che già lo scorso gennaio aveva fatto emergere il chiaro intento del 36enne. Le intimidazioni avevano portato la donna a denunciare tutto ai carabinieri di San Dono di Piave, facendo scattare l'indagine dei militari dell'Arma. La relazione tra i due è iniziata ad aprile 2025 e finita dopo poco per il comportamento ossessivo dell'uomo, controlli continui del telefono della compagna, scenate di gelosia e ripetute minacce di morte. In 2 occasioni avrebbe anche brandito prima un martello e poi puntato un coltello alla gola della donna, episodi che però non erano stati denunciati nell'immediatezza, minacce e persecuzioni firmate solo dal braccialetto elettronico. Quindi diciamo in questo caso la faccenda si è risolta in modo abbastanza senza conseguenze. Adesso all'uomo verrà applicato il braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento alla ragazza, quindi insomma in questo caso direi che le cose sono andate bene pur nella tragedia in sé. Un'escalation di violenza che riaccende l'allarme sui codici rosso attivati nel Porto Gruarese anche alla luce di quanto già accaduto alla comunità di Mosile di Piave, funestata nel 2017 dal femminicidio di Maria Archetta Mennella, per tutti Mariarca, uccisa a 38 anni nel suo appartamento con 5 coltellate dall'ex marito. L'anno scorso ce ne sono stati circa una cinquantina in tutto il territorio nostro e quest'anno siamo già circa una decina. È chiaro che sono dati impressionanti, se vogliamo, perché insomma è appena iniziato l'anno e già siamo a queste cifre.
L'inchiesta Palude, depositate questa mattina dalla Procura le dichiarazioni del consigliere di opposizione Marco Gasparinetti, in cui si parla di una lettera anonima che avrebbe rivelato lo scambio tra l'area dei Pili e Palazzo Papadopoli. Le difese parlano di mossa politica. Nuovi elementi sono emersi nel corso dell'udienza preliminare dell'inchiesta Palude, iniziata poco dopo le 10 nell'aula bunker di Mestre. Nella giornata delle eccezioni il pubblico ministero ha reso noto parte del contenuto delle deposizioni avvenute nei giorni scorsi del consigliere comunale d'opposizione Marco Gasparinetti. Sentito dalla procura come persona informata dei fatti, il consigliere di Terra e Acqua avrebbe rivelato, tra le altre questioni, l'esistenza di una lettera anonima giunta nell'ottobre 2017 al Movimento 25 aprile di cui lui è fondatore, in cui si segnalava di uno scambio in corso tra la zona dei Pili e la vendita di Palazzo Papadopoli. Scambio che sarebbe stato confermato anche da un'allora funzionaria comunale. Poco convinti i legali delle difese di Brugnaro Ceron e del referente italiano di Mr. Ching Lotti. Io ricordo solo a me stesso che degli scritti anonimi il codice di procedura penale dice che non si può fare nessun uso. Per le difese non è escluso si possa trattare anche di una strumentalizzazione in vista delle imminenti elezioni comunali a Venezia. Prendo atto che le indagini continuano in modo serrato anche se l'udienza preliminare è in corso. Se devo e non posso non dar credito a quanto ha riferito il pubblico ministero, riassumendo nel contenuto, se si tratta di dichiarazioni de relato su voci di corridoio rese da un avversario politico degli imputati che si presenta spontaneamente all'autorità giudiziaria dopo aver letto il giornale, mi sento di dire che il loro valore probatorio è talmente sotto lo zero da non meritare parole in più. Non si possono raccogliere testimonianze su fatti correnti nel pubblico. Mi sembra che questa deposizione non porti oggettivamente nulla, né in un senso né nell'altro. Per il resto questo è un processo, non è una campagna elettorale. Speriamo che il processo rimanga tale e che l'imminente campagna elettorale non entri dentro quest'aula di giustizia. Raggiunto al telefono il consigliere Gasparinetti replica. Sono stato convocato, non ci sono andato di mia iniziativa, ma due soprattutto perché nel 2020 se avessi voluto fare uso di questi elementi di prova indiziari l'avrei fatto allora, nel 2020, quando ero candidato sindaco, nel 2020, e non adesso che non sono candidato a nulla. Allo stato attuale io non sono nemmeno candidato, quindi smentisco, anche se posso capire il sospetto, chiamiamolo così, di chi non conosce le circostanze e soprattutto di chi non conosce l'interesse della deposizione. Sono elementi di cui eravamo già in possesso nel 2020 e avrei potuto farne uso in campagna elettorale come candidato sindaco, cosa che non ho fatto. I temi dell'attualità, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che sancisce ufficialmente la piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, nuovo magistrato alle acque. Oltre alla nomina dell'architetto Roberto Rossetto a Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, nuovo magistrato alle acque, sono stati designati anche i membri degli organi previsti che rendono l'ente pienamente operativo. L'Autorità ha come obiettivi principali salvaguardare la città di Venezia e la sua laguna, nonché mantenere il regime idraulico lagunare. Tra le principali funzioni anche la gestione e manutenzione del Mose, la progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare, vigilanza e tutela del demanio marittimo. La strage del bus di Mestre, risarcite con 7 milioni di euro di indennizzo 11 famiglie. 11 persone, tra familiari delle vittime e feriti, sono state risarcite per un totale di 7 milioni di euro per l'incidente del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre nell'ottobre del 2023, tragedia in cui morirono 22 persone. A renderlo noto il gruppo OGS, che ha assistito 8 famiglie e 3 sopravvissuti dopo lo schianto. Per noi si chiude solo l'aspetto risarcitorio, racconta Natalia Lomachina, che nell'incidente ha perso la figlia di 10 anni e il suocero. La nostra vita si è fermata quel 3 ottobre 2023. Da quel giorno nulla ha più senso, dice.
Sul fronte giudiziario, la Procura della Repubblica di Venezia ha chiuso a dicembre scorso le indagini nei confronti di 7 dirigenti comunali accusati a vario titolo di omicidio colposo, lesioni colpose stradali e crollo colposo. Resta dunque aperto il capitolo della responsabilità e della sicurezza, mentre per le famiglie il dolore non trova ancora giustizia. Sempre per la cronaca, 4 arresti tra Centro Storico e Terraferma. La Polizia di Stato di Venezia ha intensificato i controlli per il Carnevale. 2 persone sono state fermate per droga, altre 2 rintracciate e arrestate per ordini di carcerazione legati a reati contro il patrimonio. Crescono nel veneziano le segnalazioni di cittadini raggirati dal messaggio che invita a votare una presunta ballerina. Cliccando sul link i truffatori possono impossessarsi dei profili e dei dati personali delle vittime. L'Associazione dei Consumatori per questo parla di fenomeno in aumento, con richieste di aiuto sempre più frequenti sul territorio veneziano. Dunque fate attenzione. La Capitaneria di Porto di Chioggia ha fermato nel porto una nave mercantile battente bandiera delle Isole Cook per gravi carenze tecniche. L'ispezione ha riguardato la sicurezza della navigazione, la prevenzione dell'inquinamento, le condizioni di vita e lavoro dell'equipaggio. Gli accertamenti hanno evidenziato irregolarità significative anche nella gestione delle emergenze a bordo. Per questo l'autorità marittima ha disposto la detenzione della nave, che resterà ferma fino alla completa risoluzione delle criticità riscontrate e alla successiva verifica ufficiale. E a Chioggia, rimaniamo a Chioggia, non si placa la polemica sul caso della canzone di matrice neofascista fatta cantare ai ragazzi delle scuole medie di Sottomarina in occasione del giorno del ricordo. Difende la scelta il sindaco Mauro Armelao, mentre il consigliere del Partito Democratico Montanariello presenta un'interrogazione in regione. Ti porterà sicura verità profonde. Non si placa la polemica sulle strofe della canzone di Là dall'acqua fatta cantare ai ragazzi delle medie Pascoli Galilei di Sottomarina in occasione della commemorazione organizzata dal Comune per il giorno del ricordo lo scorso 10 febbraio. Il brano della Compagnia dell'Anello, di matrice neofascista e vicina a Casa Pound, ha suscitato infatti forti reazioni per il contenuto della canzone, considerata nostalgica e nazionalista. Se dall'ala sinistra arrivano condanne e richieste di spiegazioni, lo stesso Jonathan Montanariello ha chiesto che il caso venga discusso in giunta regionale tramite un'interrogazione a risposta immediata. Dall'altro, il sindaco di Chioggia non arretra sulla scelta. Polemica inutile come sempre. Invito a leggere il testo, un testo che non fa assolutamente riferimenti politici, ma descrive la triste e amara realtà di quel tempo. Purtroppo la sinistra in Italia sa far solo polemiche. Avessero cantato Bella Ciao sarebbe stato tutto a posto. Ecco, leggete il testo e capirete che calza a pennello su quella che è stata la storia della tragedia degli esuli italiani e anche ovviamente la tragedia delle foibe. Di testo in linea con la commemorazione parla il dirigente scolastico dell'istituto, mentre arriva la condanna della CGIL che ritiene inammissibile che i ragazzi vengano strumentalizzati. A dichiararlo Edina Cadice e Daniele Giordano. La scuola deve essere luogo di formazione critica e cultura democratica, si legge nel comunicato diffuso, non veicolo di repertori neofascisti. L'Ampi di Chioggia invece fa sapere dell'incontro con il dirigente, in cui si è appurato che la canzone è stata scelta senza un'accurata valutazione su quale fosse la sua origine e senza nessuna finalità politica o revisione storica. Donne, lavoro, libertà, l'importanza dell'indipendenza economica femminile al centro di un convegno a Mestre. Donne, lavoro e libertà, l'empowerment femminile, il lavoro, la retribuzione, il gender pay gap anche legato alla violenza economica. È importante parlarne con le associazioni come il CNA, con le reti come i centri antiviolenza e con la società civile. È un lavoro comune di sensibilizzazione.
Anche la deputata Martina Semenzato è intervenuta al convegno Donne, Lavoro e Libertà al municipio di Mestre, promosso dal Comitato Impresa Donna di CNA Venezia. L'incontro, dedicato al tema importante dell'indipendenza economica come strumento di autonomia e rinascita per le donne, perché esiste anche una violenza economica. Anche con il nostro centro antiviolenza abbiamo la consapevolezza che tante donne che sono vittime di violenza non sono autonome dal punto di vista finanziario, quindi attività di sensibilizzazione su questo tema e non solo sulla violenza visibile come può essere quella fisica o insidiosa come può essere quella psicologica, fare un focus sull'importanza dell'empowerment femminile e dell'autonomia delle donne dal punto di vista economico è assolutamente fondamentale. Voltiamo decisamente pagina perché conto la rovescia per il ballo del Doge che quest'anno coincide con la festa degli innamorati San Valentino. L'ideatrice e stilista promette sorprese indimenticabili. Ecco Venezia, un'allegoria di Venezia. Venezia, regina delle sete, dei commerci. Mancano poche ore all'inizio della festa di carnevale più esclusiva di Venezia, il ballo del Doge, firmato dalla stilista Antonia Sauter, che con le sue creazioni incanta e coinvolge anche i più esigenti. Quest'anno l'evento trasforma la Scuola Grande della Misericordia in un universo di lusso e fantasia e coincide con il giorno di San Valentino. Sauter promette interessanti sorprese. Un ballo dedicato all'amore per Venezia, all'amore per questa città straordinaria che è diciamo protagonista del nostro lavoro ogni giorno e che per me è molto importante. Gli affezionati tutti ritornano sempre, il ballo del Doge è fatto di ospiti che vogliono rinnovare questo entusiasmo, questa adrenalina, questo amore per questa città, perché in realtà Venezia bisogna viverla nelle tradizioni, bisogna capire che dietro ad ogni manifestazione di questo tipo, ad ogni evento di questo tipo c'è ancora il genius loci della città che si anima, che si prodiga per mostrare il massimo di noi stessi. È importante ricordarlo ogni giorno, non dobbiamo svendere la nostra città, ma dobbiamo mostrarci sempre al massimo delle nostre potenzialità. Come sempre non mancheranno i VIP. Ce ne saranno molti, però non posso tradire l'anonimato, perché in realtà questo è proprio il gioco del carnevale. Vorrei gridarlo al vento, ma non posso perché è una questione proprio di privacy, di serietà, però ce ne saranno molti e lo scoprirà chi ci sarà. In attesa del ballo del Doge, Venezia ha festeggiato il giovedì grasso, ospitando in piazza San Marco la rievocazione del taglio della testa del toro, antica cerimonia che affonda le radici nel Medioevo veneziano. Il pubblico presente è stato riportato indietro nel tempo al 1162, quando la Serenissima sancì la propria supremazia sul patriarca di Aquileia. Presente infatti anche una delegazione proveniente da Aquileia. Intanto, a causa delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di domani, la sfilata dei carri in programma a Marghera è rinviata a sabato 14 marzo, confermato invece l'appuntamento di Campalto domenica 15 febbraio a partire dalle ore 14:30. I maestri artigiani escono dai laboratori e tornano nei campi della città, il via per il carnevale, il progetto Bottega Artigiani in Mostra, promosso da CNA Venezia con Comune e Vela. Portiamo diciamo gli artisti, gli artigiani bravissimi, li portiamo direttamente a mostrare il loro saper fare tra la gente che passa per strada. I maestri artigiani veneziani escono dalle botteghe e tornano ad animare campi e campielli, 7 eccellenze locali protagoniste di 30 giornate di dimostrazione dal vivo e workshop gratuiti. È importante riuscire a far comprendere che il manufatto che queste botteghe realizzano sono a tutti gli effetti paragonabili a pezzi unici, a qualcosa di assolutamente irripetibile. Obiettivo: valorizzare
valorizzare il saper fare tradizione, che rappresenta il 35% dell'economia della Venezia storica, e trasformare la sperimentazione in un appuntamento stabile durante tutto l'anno. L'artigiano non è solo il saper fare, ma anche è il luogo in cui questa magia, cioè l'incontro tra artigiano, committente e materiale, avviene, e grazie a questa iniziativa riusciamo finalmente a riportare il committente, anche giovanissimo, a riscoprire i mestieri artigiani tradizionali. Riportare i mestieri nello spazio pubblico, anche con particolare attenzione rivolta a bambini e ragazzi invitati a scoprire da vicino i mestieri della tradizione e a lasciarsi ispirare dal lavoro manuale, possibile seme delle nuove leve artigiane di domani. Potranno coinvolgere, io spero veramente tanto, i bambini, soprattutto ragazzini, che potrebbero anche pensare, vedendo questa cosa così particolare, anche che sia il loro lavoro del futuro. E quindi noi stiamo puntando soprattutto sulla qualità come amministrazione, sull'artigianato, perché l'artigianato a Venezia è la storia, insomma, della nostra bellissima città. Tutto quello che c'è qui a Venezia è fatto dalle mani sapienti di artigiani. E restiamo a Venezia, in Laguna, dove è nato il progetto di monitoraggio del delfino Mimmo, ospite, come sapete, nel bacino di San Marco. Un progetto questo promosso dal CERT, dal Comune di Venezia e dalla Fondazione Musei Civici di Venezia attraverso il Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue, con l'obiettivo di osservare, comprendere e proteggere una presenza ormai familiare nelle acque del centro storico. Sono già state svolte 2 uscite congiunte per raccogliere dettagli sul comportamento del delfino, stato di salute e interazioni con l'ambiente urbano, e in vista della primavera il progetto prevede iniziative di comunicazione e sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini, diportisti e visitatori. Chiudiamo così questa edizione di Venezia, è davvero tutto. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.